Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè. Un mondo senza testa. Una testa senza mondo. Un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Mi senti? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Tra poco potrete ascoltare la prima parte, anzi l'introduzione, diciamo così, di una conversazione con Gioacchino Genchi, qualcuno dei più antichi ascoltatori di questa radio. Allora Radio Padania Libera se lo ricorderà, era il 2008-2009 e Gioacchino Genchi seguiva per conto del dottor De Magistris le inchieste del pubblico ministero allora di Catanzaro, ovvero in particolare l'inchiesta Why Not, che stava delineando un sistema di interessi, diciamo, molto corposi tra politica, affari, soldi pubblici, partendo dalla magistratura calabrese e non solo, e che fu stroncato in una maniera memorabile. In seguito a quella conversazione la Procura di Catanzaro mandò qui alla radio a identificarmi anche un paio di carabinieri. Non se ne fece niente perché non c'era niente di illecito in quella conversazione con il Gioacchino Genchi all'epoca. Gioacchino Genchi nel frattempo ha subito di tutto in questi anni, come ricorderemo brevemente tra poco. Ha subito iniziative giudiziarie e paragiudiziarie, è stato destituito da poliziotto perché era vicequestore, è stato poi assolto da tutti gli addebiti. L'inchiesta doveva essere fermata e fu straordinariamente, spettacolarmente fermata. Poi, come sapete, il dottor De Magistris fece la sua carriera politica, questo è un altro paio di maniche. In ogni caso, Gioacchino Genchi era ritenuto ed è uno degli esperti informatici più formidabili di questo paese. Ha collaborato con Giovanni Falcone dall'87 in avanti e aveva indagato anche sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, poi quindi Falcone e Borsellino e le loro scorte, scoprendo delle cose che trovate mirabilmente riassunte in un formidabile libro di Edoardo Montolli, I diari di Falcone, che vi consiglio caldamente di leggere se non l'avete ancora letto. E se lo trovate poi c'è anche un altro formidabile libro che riassume tutte quelle vicende dal 2008 in avanti, è stato pubblicato nel 2009, però insomma tutte quelle vicende poi le ritrovate ancora oggi perché ogni tanto riemergono e il libro si intitola appunto Il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato. Se riuscite a recuperarlo, fu edito da Liberty all'epoca, nel frattempo non credo che ci sia più come editore, però insomma Il caso Genchi di Edoardo Montolli e I diari di Falcone, sempre di Edoardo Montolli, sono due libri assolutamente da leggere in relazione a quello che faceva anche Gioacchino Genchi. Adesso sentirete la primissima parte di questa conversazione che poi andrà in onda per intero, ricominciando peraltro da capo, alle 12:30, cosa per cui ringrazio il collega Pierluigi Pellegrin che ha messo a disposizione il suo spazio appunto per l'ascolto integrale di questa 1 ora e 10 circa di conversazione con Gioacchino Genchi, che dice la sua sugli ultimi casi di spionaggi di cui si è parlato. In particolare poi Genchi è l'avvocato difensore di Carmelo Miano, che è il giovanissimo hacker che a 19 anni e ai 20 anni e da lì in avanti per 2 o 3 anni è entrato nei server del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, della TIM, della Guardia di Finanza e soprattutto di una quantità di magistrati che interessavano a lui perché lo stavano indagando. Lui si era dato da fare con le criptovalute, con i bitcoin, con determinati movimenti online che lo hanno, diciamo così, messo sotto l'attenzione della magistratura. Per capire segreti circa le indagini su di lui e per saperne di più, questo giovanissimo hacker è entrato appunto anche nella mail dei magistrati che si occupavano di lui e nelle loro corrispondenze. Non solo, come sentirete da Gioacchino Genchi, questo giovanissimo hacker, chiamiamolo così, è entrato anche in una banca dati potenzialmente devastante, molto più devastante o comunque devastante tanto quanto quella di cui si è parlato in questi giorni, cioè quella degli spioni di Milano, del caso Equalize, Pazzali e via dicendo, Carmine Gallo e bla bla bla.
Insomma, il giovane Carmelo Miano aveva a disposizione una quantità di materiale riservato con la quale avrebbe potuto terremotare l'intera Repubblica Italiana. Ve lo spiegherà perfettamente Gioacchino Genchi nel corso della conversazione. Quindi direi che possiamo mettere il bando alle ciance e ascoltare l'inizio di questa conversazione con Gioacchino Genchi, oggi avvocato, super esperto informatico all'epoca, oggi avvocato difensore anche di Carmelo Miano, uno dei protagonisti delle vicende di spionaggio, tra virgolette, ma vedrete che il caso di Miano è molto diverso dagli altri di questi giorni. Quindi buon ascolto e buon riascolto, soprattutto se volete poi ascoltarvela tutta per esteso alle 12:30. Grazie a Pierluigi Pellegrini all'interno della sua, oltre la pagina, alle 12:30 in avanti fino all'1:10 circa, 1:15, potete ascoltarvi l'intervista integrale a Gioacchino Genchi. Buona mattinata a tutti, buon ascolto. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, un'altra puntata di Auto da Fè qui su Radio Libertà. Con noi, gradito ritorno dopo tantissimi anni, il dottor Gioacchino Genchi, che è in collegamento con noi. Buongiorno dottor Genchi e grazie per essere di nuovo con noi. L'ultima volta che l'ho visto sono arrivati i carabinieri da Catanzaro e spero che non succeda neanche anche questa volta a identificarmi. Allora, come molti di voi sapranno, il dottor Gioacchino Genchi è uno dei più grandi esperti di questioni informatiche che hanno lavorato con tanti tribunali in Italia. È nato a Castelbuono, in quel di Palermo, nel 1960, avvocato innanzitutto. Nell'85 supera il concorso di vicecommissario della Polizia di Stato. Dall'87, con Giovanni Falcone, inizia a lavorare nel settore dell'analisi informatica dei dati processuali, svolge l'incarico di consulente tecnico per l'autorità giudiziaria, per i tribunali in numerose indagini e in importanti processi, collabora anche alle indagini sul primo fallito attentato della Daura del 21 giugno dell'89 a Giovanni Falcone. Collabora alle indagini sulla strage di Capaci del 23 maggio 92, in cui furono sterminati Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, e successivamente, dopo il 19 luglio del 92, anche alle indagini sulla strage di Via D'Amelio, in cui fu eliminato il procuratore Borsellino e gli agenti della sua scorta. Come tutti ricorderanno, e qui mi rifaccio ai carabinieri che furono mandati anche qui, si occupò dell'indagine Why Not, il famoso procedimento Why Not dell'allora pubblico ministero De Magistris, che si occupava di collusioni istituzionali che inquinavano il mondo della politica, dell'imprenditoria e della magistratura calabrese in particolare. Dopo questa vicenda, Why Not, oltre piccola cosa, appunto all'esperienza che citavo personale, è iniziata nei confronti del dottor Genchi una vera e propria campagna di delegittimazione. Lei ha usato, parlando di se stesso, questa parola, no? Credo sia molto appropriata, con inchieste giudiziarie strumentali, a giudicare poi come si sono concluse, sequestri, processi penali. Il dottor Genchi è uscito assolto da qualsiasi addebito, di qualsiasi genere. Perfino l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, qualcuno dei nostri ascoltatori lo ricorderà, disse che Genchi era il re degli spioni e che di lì a poco sarebbe accaduto il più grande scandalo della Repubblica, perché non so quante centinaia di migliaia di persone il dottor Genchi aveva messo sotto controllo illecitamente, secondo il presidente Berlusconi. Viene messo sotto accusa dal Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, all'epoca presieduto dal senatore Rutelli. Viene indagato dalla Procura di Roma, dai procuratori Toro e Rossi. Anche da tutte queste accuse l'avvocato Genchi, oltre che da quelle del Copasir, viene assolto, da ultimo in sede giudiziaria, perché il fatto non costituisce reato, sentenza del 2015. Dopo essere stato definitivamente destituito dalla Polizia di Stato perché accusato di avere offeso in un intervento pubblico l'onore e il prestigio del Presidente del Consiglio Berlusconi, provvedimento che non credo sia mai stato assunto verso nessun esponente della Polizia di Stato per questioni di opinione. Comunque, dopodiché, dopo tutto questo, viene appunto destituito dalla polizia, ma tutti i provvedimenti cautelari e disciplinari che il Ministero dell'Interno adotta contro di lui vengono annullati infine con una sentenza del 2014. Viene reintegrato nel servizio di polizia nel 2016, ma da settembre 2016 riprende la sua antica professione, quella di avvocato, e si reiscrive all'Ordine degli Avvocati di Roma. E attualmente sta difendendo
una delle persone di cui magari parleremo oggi, dottor Genchi, in relazione alla questione dei cosiddetti spioni. Intanto credo che se deve aggiungere qualcosa rispetto alla sua biografia l'aggiunga pure, prima di iniziare la nostra conversazione. No, perfetto, non poteva fare di meglio. Allora, Principalmente per la sintesi. ecco, dicevamo che come avvocato Gioacchino Genchi sta difendendo Carmelo Miano, che è il giovane hacker, così è stato definito, che è riuscito, poi vedremo come e perché, a entrare in banche dati molto riservate. Ora, dottor Genchi, i giornali hanno messo insieme la vicenda del suo assistito, il giovane Carmelo Miano, con la vicenda di Pasquale Striano e del dottor Laudati all'interno della Direzione Nazionale Antimafia, che è tutto un altro genere di accessi illeciti, di spionaggio, chiamiamolo così per sintesi, con il caso di Vincenzo Coviello, il funzionario della Banca Intesa di Bitonto che ha spiato migliaia di persone, 7 presidenti del Consiglio. I giornali hanno messo insieme un po' tutte queste storie. Credo che bisogna fare però un po' di distinzioni. E da ultimo è scoppiata proprio in questi giorni, tra ieri e oggi, un'altra vicenda della quale sicuramente anche chi ci segue avrà saputo, e che è relativa a un altro centro di spionaggio, diciamo così, questa volta basato a 2 passi dal Duomo, in via Pattari a Milano, con una società posseduta largamente dal presidente della Fondazione Fiera e da un poliziotto molto famoso che si è occupato di vicende molto importanti della nostra cronaca e della nostra malavita, il dottor Carmine Gallo, il presidente della Fiera. È stato citato, diciamo così, come l'ispiratore di questa società che spiava appunto una quantità di persone, Enrico Pazzali, il presidente della Fondazione Fiera, è una società Equalize che in qualche modo metteva insieme informazioni molto molto riservate, tratte soprattutto dalla banca dati delle forze di polizia, delle varie forze di polizia, ma anche accedendo a molte altre banche dati pubbliche riservate, dall'Agenzia delle Entrate alla banca dati Fisco e Serpico, segnalazioni operazioni sospette, INPS e via dicendo. Insomma, questa di Milano sembra essere ancora un'altra vicenda che, mi perdonerà, dottor Genchi, mi ha portato un po' alla mente la vicenda Tavaroli e il caso degli spioni. Telecom, altro precedente storico. Sempre in tema di precedenti, qualcuno ha ricordato il caso di Pio Pompa presso il SISMI, il Servizio Segreto Militare. Anche lì c'era stata un'operazione di accumulazione di informazioni e di dossieraggio. Insomma, mi fermo qui. E le chiedo una cosa molto semplice, a partire dalla vicenda che riguarda il suo assistito, il giovane Carmelo Miano. Le altre, che differenze, che analogie ci sono? E diciamo, tutte queste storie, le butto là subito una domanda più generale: perché vengono fuori adesso e a che cosa preludono secondo lei? Perché mi pare che da parte politica sia già uscito il proposito di rafforzare il codice penale, cioè inasprire le pene per questo tipo di reati di accesso abusivo e bla bla bla, e dall'altra parte, insomma, giro di vite alle intercettazioni, che con queste vicende non credo abbiano molto a che fare, ma io ho letto anche questo, no? Allora, la matassa è un po' ingarbugliata, io le lascio il compito di disingarbugliarla a nostro beneficio, dottor Genchi. Allora, iniziamo col dire che di tutti i casi che lei ha riferito, tanto nella premessa quanto poi nel prologo, è l'unico dato certo di tutti gli episodi che ha citato è il mio, con le assoluzioni, con sentenze passate a giudicato in tutti i processi nei quali sono stato indagato e imputato. Gli altri sono sub iudice, nel senso che ci sono ancora delle indagini e quindi è chiaro che vale per tutti la presunzione di innocenza. Ben oltre la presunzione di innocenza, le condotte che sono contestate ai vari soggetti, quindi banchiere di Bitonto, Miano, questi ultimi di Milano, hanno comunque delle evidenze documentali che non abbisognano di una sentenza per poter essere valutate. Sicuramente vi sono state delle intrusioni in sistemi informatici istituzionali particolarmente importanti, che gestiscono informazioni che attengono alla sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, anche alla sicurezza militare.
oltre ai dati giudiziari, informazioni sensibili, che rappresentano, diciamo, delle violazioni, un pericolo enorme. Io ritengo che l'unico comune denominatore, diciamo, di queste varie inchieste risieda nel fatto che gli ultimi episodi, in particolare la vicenda Striano e la vicenda Miano, hanno determinato già nella fase delle indagini un allarme all'interno delle strutture istituzionali tecniche preposte alla vigilanza dei sistemi, e quindi hanno fatto scattare, diciamo, quelli che erano i potenziali pericoli. I potenziali pericoli di sistemi informatici che, nonostante i costi, l'impegno finanziario sostenuto dallo Stato per attivarli e renderli operativi e quindi eseguirne anche la manutenzione, nonostante anche i premi di produzione che sono stati dati ai responsabili della security di questi sistemi fino a qualche mese fa, hanno dimostrato che più che sistemi informatici sono assimilabili a un utensile da cucina che si chiama colabrodo, perché sono talmente i buchi, diciamo, che hanno, che veniva solo l'imbarazzo della scelta. Io per quel poco che ancora ricordo, diciamo, delle nozioni di informatica con le quali ho formato la mia attività professionale, diciamo, sin da quando ero ragazzo, sentendo quello che Miano mi spiega, mi racconta. Miano sicuramente un ragazzo di 23 anni, intelligente, preparato, è un ingegnere, quindi laureato, però, diciamo, non è un soggetto con una preparazione oltre è un po' quella che è la preparazione media un po' di tutti i ragazzi di oggi che studiano informatica, che studiano matematica, che fanno il liceo, ecco, perché le nozioni di Miano sono nozioni più di tipo liceale, perché la laurea l'ha conseguita adesso, quindi quando ha fatto le prime intrusioni già nel 2021 ancora si era appena iscritto all'università, quindi non aveva nemmeno conseguito la laurea. E devo dirle che, per quel poco che ne capisco, la sua spiegazione, visto che non ci avevo mai provato a fare queste incursioni nelle banche dati istituzionali, mi ha reso un quadro allarmante. Cioè, se è vero, come sicuramente è vero quello che dice Miano, tanto che è vero che mi ha fatto gli accessi, è stato di una semplicità così inaudita, per cui di fronte a casi come questi, se vanno a svaligiare il cavo della Banca d'Italia, la notizia è: hanno svaligiato il cavo della Banca d'Italia, ma se i ladri che vanno a svaligiare il cavo della Banca d'Italia lo vanno a svaligiare perché la vigilanza ha lasciato la porta aperta del cavo, la notizia è: lasciata la porta aperta del cavo della Banca d'Italia che è stato svaligiato. Quindi qui bisogna stare molto attenti su quello che è il reale pericolo. Ecco, un ragazzo giovane come Miano, appunto, lei lo ricorda nei motivi per cui ha chiesto la scarcerazione e anche il trasferimento della competenza giudiziaria da Napoli. Insomma, Miano è entrato nei server e nelle mail della Guardia di Finanza, sicuramente, di Tim, di Leonardo, cioè l'ex Finmeccanica, di altre aziende che operano nel settore delle infrastrutture informatiche e anche nella rete del Ministero della Giustizia, giustizia.it, oltre ad aver avuto accesso e sfiltrando dati, cioè portando via dati alle caselle email personali di molti magistrati, dal dottor Gratteri in giù. Sono più di 45, 47 mi sembra magistrati. Lei, se non sbaglio, dottor Genchi ha detto: se questo fosse stato un genio, e per di più un genio del male, avrebbe potuto fare molto male. Per fortuna che non è così, tutto sommato. Allora intanto mi permetto un attimo di correggerla, perché Miano ha fatto molto di più e molto di meno rispetto a quello che lei dice. Sì. Allora, intanto è entrato anche nella rete del Ministero dell'Interno, di cui poco si parla. Sì. Gli inquirenti del Ministero dell'Interno non ci tengono a esaltare, diciamo, queste condotte
La interrompo solo un attimo, che invece è al centro delle infiltrazioni, diciamo, dell'ultimo caso, quello di Milano, no? Lì Esatto. hanno penetrato profondamente nelle reti del Ministero dell'Interno. Esattamente come Miano, solo che Miano non è andato a guardare i dati dello SDI, del sistema di indagine, perché non gli interessava fare questo tipo di attività per rivendere le informazioni. Miano ha fatto tutte ricerche e accessi selettivi alla sua posizione, non ha controllato null'altro che la sua posizione. Però ha violato la stessa rete, cioè è entrato all'interno Sì. dello stesso cavò dove erano custodite le stesse informazioni, entrando addirittura nelle email riservate, nelle caselle PEC, addirittura che hanno un livello di riservatezza superiore alla posta elettronica certificata, quella su cui viaggia la corrispondenza ufficiale con gli uffici giudiziari, con le procure, le informative, eccetera, dello stesso ufficio giudiziario che faceva le indagini nei suoi confronti. Cioè, mentre i poliziotti del CNAIP, che è il Centro Nazionale di Indagini Informatiche della Direzione Centrale della Polizia Postale, no? Facevano le indagini su Miano, Miano contemporaneamente faceva le indagini su quelli che lo stavano Su di loro. investigando, quindi insomma è stata una contraerei, diciamo, alla fine della quale ovviamente Miano è finito in carcere perché Miano non aveva la possibilità di mandare in carcere quelli nei confronti dei quali faceva le indagini, ma se l'avesse avuto forse aveva più elementi Miano su di loro che loro su Miano. E io sorrido, mi scusi, perché veramente conoscendo questo ragazzo dal 2021, avendo un po' studiato il fascicolo e avendo anche una certa dimestichezza con la materia, io ho diretto il centro elettronico interregionale del Ministero dell'Interno per l'Italia meridionale per tanti anni, quindi so come sono fatte le strutture. E dico anche che al tempo in cui lo dirigevo io, nessuno è mai entrato nei server del Ministero dell'Interno, perché le strutture, diciamo, di sicurezza, l'architettura di sistemi, le infrastrutture erano assolutamente solide. Sarebbe lungo Sì. approfondire come e perché sono state resi permeabili questi accessi, perché veda, questi signori, diciamo, di Milano, da quello che si legge nell'intervista, nell'ordinanza di custodia cautelare, non è che operavano da soli, avevano la complicità di diversi soggetti all'interno di istituzioni come la DIA, come la Polizia di Stato, i servizi di sicurezza. Si parla di complicità di aziende e soggetti che operavano con le procure della Repubblica con noleggio di apparecchiature informatiche per le intercettazioni e per l'analisi informatica. Quindi parliamo di una compromissione ai più alti livelli degli apparati della sicurezza investigativa delle più importanti procure d'Italia, quella di Milano. Quindi io temo che ci sia dell'altro. E poi c'è un aspetto importante che probabilmente, diciamo, nell'introduzione, per brevità, lei ha omesso di citare, ma che oltre all'accesso alla banca dati SDI del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate, delle segnalazioni per le operazioni sospette, Serpico, eccetera, e l'avere inoculato dei Trojan, quindi dei sistemi di intercettazione telematica su degli apparati smartphone, Sì. e avere eseguito delle intercettazioni telematiche di soggetti. Questo io ritengo che sia uno degli aspetti più insidiosi, se non il più pericoloso, perché pur non riguardando apparati e sistemi istituzionali, questo crea un allarme sociale, perché se noi iniziamo a diffondere questi Trojan e li rendiamo di facile e di immediata utilità da parte delle stesse ditte che fanno lo stesso lavoro per conto delle procure della Repubblica, che poi prestano le stesse tecnologie a coloro che li fanno per attività spionistiche, io temo che siamo in presenza di un qualcosa di veramente allarmante per tutti, perché sono stati intercettati illegalmente dei giornalisti, dei politici, degli uomini dello spettacolo, operatori, diciamo, del settore finanziario, quindi sono state carpite informazioni per eseguire delle operazioni, immagino, di aggiotaggio, perché non vedo quale altro fine potesse avere
intercettare giornalisti che operavano nel settore dell'economia, bravissimi, peraltro persone di grande serietà, di grande preparazione, di grande correttezza, tanto che c'è voluta l'intercettazione abusiva per poter entrare nella sfera della loro privacy e della loro attività professionale, in previsione di un utilizzo che è stato certamente per fini frodatori dell'economia. Quindi lì ci sono degli ulteriori reati che verranno sicuramente fuori, che sono dei reati di aggiotaggio, dei reati di tipo economico, di tipo finanziario, che inevitabilmente verranno fuori, perché prima o dopo, peraltro, questi soggetti a mio avviso confesseranno, perché vanno incontro a delle pene altissime, per cui immagino che la strategia sarà quella ovviamente di cogliere tutte le attenuanti. Noto, se mi consente, una certa distonia. Miano, 23 anni, provato, lo dice l'ordinanza di custodia cautelare che lei ha letto e anche commentato, provato che avesse fatto accessi sì a caselle dei magistrati, dei pubblici ministeri, alle caselle PEC delle procure dove arrivano le informative, eccetera, ma non risulta avere ceduto un solo foglio di carta, una sola informazione a nessuno, ma avere controllato solo le sue informazioni. Non ne ha fatto mercimonio, diciamo. È in carcere in isolamento. Questi sono a casa loro tranquillamente con agli arresti domiciliari e probabilmente si vedranno. Questa cosa stride non poco, diciamo. E questa è la giustizia italiana, la giustizia a due velocità, se mi consente, la giustizia a due velocità, perché siccome Miano ha intercettato e quindi ha violato le mail dei magistrati, c'è il valore aggiunto, diciamo, ecco. Quindi, peraltro, come lei ha fatto notare, dottor Genchi, senza nemmeno non solo compravendere e quindi fare mercimonio per utilità delle sue informazioni molto riservate e anche molto delicate, non le ha usate, non le ha vendute, non ha fatto profitto, ma non ha neanche creato danni alle infrastrutture, alla rete informatica della giustizia. Non solo, veda pure la correttezza di Miano. Mentre i magistrati che lo indagano sostengono che non è vero, ora ovviamente appena aprono i computer si scopriranno che del PM che ha diretto le indagini ci sono 8 giga, diciamo, di dati della sua mail intera, con tutte le mail e tutti gli allegati, da quelli personali a quelli istituzionali. Miano addirittura, per dire qual è la correttezza di questo ragazzo, di come è veramente un ragazzo per bene, cioè profondamente onesto, profondamente, oltre che serio e intelligente. Io chiedo a Miano, gli dico: senti Carmelo, dimmi per favore, in modo tale che io glielo dimostro al tribunale dell'esame, qualche dato personale che tu hai colto nelle email, in modo tale che io gli posso dimostrare che hai violato le loro email, per dimostrare l'incompetenza, perché è chiaro che non possono fare le indagini su Miano gli stessi magistrati che Miano ha spiato, no? È come se dopo che hanno fatto l'attentato alla Daura a Falcone, in cui rimase miracolosamente vivo perché la bomba che era messa sugli scogli non riuscì ad esplodere, le indagini sugli attentatori della Daura se li fosse fatti Falcone, insomma, cioè, sì. È impossibile, è previsto in Italia che in questi casi l'indagine la fa la procura distrettuale diversa, stabilita per legge, nel caso di Palermo e Caltanissetta, nel caso di Caltanissetta e Catania, nel caso di Catania e Messina, per Messina Reggio Calabria Catanzaro, Salerno, Napoli, Napoli Roma e Roma Perugia, e si sale. E quindi questo spostamento territoriale che è fissato dall'articolo 11, io gli chiedo a Miano questo, e Miano, che ovviamente ha visto dei contenuti anche personali, diciamo, di questi magistrati che ha spiato, no? Avete ascoltato Auto da Fè. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.